E andiamo nel Veneto. Qua abbiamo invece una persona che è ministro degli esteri dello Stato delle Venezie, della Repubblica Serenissima della Venezia. Allora, ministro Paolo Zanatta, mi pare che addirittura voi non accettate il 2 giugno come festa della Repubblica. Buongiorno a tutti innanzitutto. Ma oddio, non è che noi non accettiamo, diciamo che non è competenza nostra festeggiare il 2 giugno, in quanto non essendo noi italiani ma di un popolo diverso non ci compete. Poi se un popolo ha voglia di festeggiare la sua Repubblica lo faccia. Questo però non significa che per quanto ci riguarda dobbiamo essere obbligati a festeggiarla, anche perché a noi quello che ci preme far sapere e dichiarare è che festeggiano una festa in un territorio che storicamente, insomma, i documenti lo dimostrano, non è di loro competenza. Quindi casomai l'avvertenza è il luogo opportuno questo di festeggiarla, oppure è meglio che vadano a festeggiarla nei territori di loro competenza. Poi casomai, insomma, non muore nessuno se vogliono festeggiarla anche nel territorio della Serenissima. Ma questo è un problema, come ripeto, che riguarda gli italiani. Ecco, ma voi siete un gruppo ben organizzato, no? Una persone che credono nella Repubblica Serenissima, ma non è un'utopia oggi? Beh, guardi, io adesso ascoltavo che non conoscevo l'onorevole Contento, mi sembra, no? Lui Sì. parlava di militari italiani all'estero, no? Ecco, dobbiamo precisare che i militari italiani all'estero sono lì per difendere una cosa sacrosanta, che al di là di questo caso specifico della nave italiana, normalmente vanno in paesi per difendere l'autodimensione di popoli i quali chiedono di tornare ad essere quello che sono sempre stati. Ecco, ora io non capisco come mai l'Italia, che ha ratificato diversi trattati dell'ONU e quant'altro, per questo intento poi sottragga la conoscenza al stesso popolo italiano che esiste un popolo che si chiama Popolo delle Venezie della Repubblica Serenissima, che sta contestando ormai da 140 anni questo plebiscito truffa, che ormai è risaputo, e non vengono a difendere noi da uno Stato che ci ha sostanzialmente occupato, tra l'altro illegalmente, perché la Serenissima, si sa, era come la Svizzera, si è dichiarata neutrale nella guerra tra la Francia e l'Austria e poi i Savoia in seguito e via dicendo. Quindi questo io sostanzialmente mi sto chiedendo. Bene, allora sentiamo subito Contento. Lei cosa risponde al Ministro degli Esteri? Dico che lui è fortunato perché non ha bisogno dei militari, dal momento che svolge una vita serena, è in televisione a difendere le sue idee, non è sicuramente un territorio occupato, fa addirittura il ministro, quindi tutto sommato è in una posizione anche più favorevole della mia, quindi credo che come rappresentante di un popolo oppresso che sta all'interno dei confini nazionali, tutto sommato, pur, ripeto, rispettando anche le sue posizioni, non ritengo abbia grossi motivi di lamentazione. Quindi cosa vuole? Ormai in Italia siamo abituati a vederne di tutti i colori e ritengo che sul piano storico ci siano anche degli argomenti a favore della Repubblica Veneta, tra l'altro una Repubblica densa di storia, densa di passato. Non so poi se i riferimenti di oggi siano all'altezza di quella cultura e di quella storia che ci ha insegnato sicuramente la Repubblica Serenissima. Monai? No comment, direttore, mi pare che non sia condivisibile una posizione così estrema e non intercetti neppure il consenso dei veneti, che ovviamente si sentono italiani in larghissima parte, essendo che l'Italia nel bene e nel male è comunque la nazione a cui tutti facciamo riferimento. Anche in questa zona di confine abbiamo le minoranze linguistiche slovene, io stesso ho una nonna di nazionalità slovena, ma mi sento profondamente italiano, anche se rispetto le diversità che sono in qualche modo il sale e la ricchezza della nostra nazione. Ma certo è che immaginare un territorio occupato dagli italiani rispetto ad una Repubblica Veneta che, così come tante esperienze amministrative del passato, dobbiamo guardare con interesse ma con consapevolezza del presente, mi pare un'operazione molto discutibile e, se vogliamo, anche un po' grottesca. Però non dimentichiamo che in Trentino la Volkspartei continua a dire che sono truppe di occupazione quelle che insistono in un territorio italiano, e sono gli stessi italiani. Però no, dico, a Bolzano abbiamo rischiato qualcosa con la sfilata degli alpini, perché è rappresentata in Parlamento da alcuni deputati che per il solo fatto di essere lì riconoscono la preeminenza e la titolarità no, ma su italiana. questo
anche su quei territori. No, ma dicevo, per esempio, Eva Kolz voleva intervenire durante la sfilata. Ministro, io la chiamo Ministro perché giustamente il Ministro degli Esteri, io rispetto, ha ascoltato i due parlamentari, immagino che a lei, insomma, acqua fresca, insomma. No, ma io, capiamoci, io condivido qualsiasi tipo di opinione e giustamente anche gli onorevoli in studio oggi hanno i loro punti di vista. Ora non so cosa sia di grottesco nel fatto che la mia etnia sia veneta e io sia veneto e non sia italiano. Boh, vabbè. Comunque, piuttosto se vogliamo discutere di storia, vogliamo discutere di situazioni che non sono ancora chiare. Se vogliamo parlare anche, ad esempio, del battaglione Treviso deportato in Francia a morire nelle camere a gas, se vogliamo parlare delle foibe, cioè sono tanti argomenti, non so se sono grotteschi o magari non sono a conoscenza. Io quello che mi sono reso conto, io ho 45 anni e per 40 anni sono stato italiano. Ora mi direte perché? Perché non conoscevo la mia storia. Quindi io credo che il punto di partenza, diciamo, di questa situazione sia il fatto di avere una conoscenza e una coscienza. Poi in maniera tranquilla si può discutere, ma quando sia l'onorevole Monai che l'onorevole Contento dice ma io ho una posizione, diciamo, vantaggiosa, non lo so, io puntualmente sono tra i carabinieri, la Digos, documenti, non documenti, solo per il fatto che non mi ritengo italiano. Allora non so quale sia questo vantaggio. Certo, ho il vantaggio di avere alle spalle, diciamo, una storia e una cultura e un'etnia che è importantissima, cioè non dimentichiamolo. E quindi questo mi dà modo, insomma, di continuare questa mia situazione di portare a conoscenza dei veneti che intendono essere. Guardi, che se ci sono dei veneti che vogliono rimanere italiani, ma ci mancherebbe. Cioè, se c'è una cosa che la sinistra rispettava era la dignità e anche la libertà di qualsiasi persona. Solamente che saranno dei cittadini italiani dentro un territorio della Repubblica Veneta, ovviamente. Ma questo non significa che tutti i veneti devono per forza essere veneti. Intanto cominciamo a fargli conoscere certe cose che mi sembra puntualmente televisioni e giornali tendono a non far trapelare, compreso certe leggi italiane dove parlano del popolo veneto, dell'autodeterminazione, del fatto che noi esistiamo e che il territorio è nostro e che se vogliamo l'autodeterminazione la possiamo ottenere, ma non che ci mandino sempre, continuamente, la Digos a fare intercettazioni di 6 mesi che poi si inventano che noi abbiamo Ministro, le armi, che siamo purtroppo, Ministro, il tempo, lei ha ragione, il tempo purtroppo è scaduto, avremo altre occasioni di parlare con lei, onorevole Manlio Contento, grazie all'onorevole Carlo Monai, grazie al Ministro degli Esteri dello Stato delle Venezie, Paolo Zanatta. E allora...